insieme a Giulio Cainarca, direttore della tua radio RPL, avevamo intervistato il dottor Giuseppe De Donno nella primavera dello stesso anno, quando lo studio Tsunami aveva completato la fase 1 e avrebbe potuto cominciare la fase 2 se lo Stato italiano non avesse deciso di avviare, all'insaputa di De Donno, un'altra sperimentazione con lo stesso nome in quel di Pisa. La sperimentazione toscana all'inizio del 2021 diede il suo responso: no, il plasma iperummone non funziona. Eppure a Mantova aveva salvato e continuava a salvare vite umane. E allora? Nel dicembre 2020, quando lo tsunami mantovano era stato già scavalcato dallo studio pisano, mentre il dottor De Donno si era ritirato dall'attenzione mediatica del paese e continuava a svolgere il suo lavoro di primario di pneumologia al Carlo Poma di Mantova, poi lasciato a giugno del 2021 per andare a Porto Mantovano a fare il medico di base, come aveva promesso, mi sono reso conto della necessità di conservare memoria di tutto quello che era stato, ricordare la luce di speranza che aveva acceso. Raccogliete le testimonianze di chi si è curato col plasma iperimmune a Mantova, perché il plasma iperimmune non è stato un miracolo e De Donno non era un pifferaio magico o un imbonitore da corsia, era un medico che in silenzio ha fatto il suo dovere fino alla fine e in silenzio se n'è andato. E i guariti non sono adepti di una setta religiosa, ma persone facilmente identificabili, che saranno ben felici ora, domani, tra 50 anni, di raccontare la loro esperienza e il loro rapporto umano col dottore e la sua equipe. Quando vedo che De Donno viene indicato come Novax o loro padre putativo, quando sento il modo in cui viene trattato, allora a maggior ragione ritengo la pubblicazione di questo libro un gesto di tutela di quest'uomo, della sua famiglia, della sua magnifica equipe, perché il suo ricordo non vada perso e perché la sua voce da queste pagine si possa ancora alzare. Operatore sociosanitario. Ho svolto questo lavoro con passione, dedizione, coinvolgimento emotivo e una buona dose di gradevole professionalità. Ho amato il mio lavoro e mi sono sentita per diversi mesi in questo periodo davvero fiera di poter contribuire al servizio d'assistenza agli anziani in un momento storico così importante. Ma è arrivato un giorno, quel giorno che io non potrò mai dimenticare. Nel pieno del mio servizio mi giunge notizia della morte di una cara nonnina, con la quale avevo condiviso tante emozioni. Il nostro lavoro ci aveva preparato negli anni passati ad un approccio con la morte che trovava conforto nel rendere una sorta di omaggio rispettoso agli anziani che ci lasciano, escludendo, esaudendo in qualche modo le loro ultime volontà e magari preparando quel vestiario che loro stessi in vita avevano scelto, pregando con loro, stringendo quella fievole mano, accarezzando quel volto segnato da esperienze vissute ai tempi della fame, del freddo e della guerra, condividendo insieme ai figli, ai nipoti, ai consorti il momento di un passaggio ad altra vita, in un caloroso saluto e rispetto reciproco. Ma quel giorno mi è stato presentato un protocollo, un nuovo protocollo maledetto che delineava una nuova procedura, avvicinarsi il meno possibile all'utente, nonostante fossimo pieni di dispositivi di protezione individuale, sia ancora in vita comunque che non, e attendere eventualmente la constatazione di morte, che peraltro, per quanto mi riguarda una volta è successo, la constatazione di morte è stata fatta fare da noi sanitari, per cui il medico non si è neanche presentato all'interno del reparto e ho testimoni. Il medico infatti quella notte
ci aveva affidato il compito di capire noi se l'anziano fosse veramente deceduto, e io a quell'anziano volevo bene. Vale a dire che si riteneva alle volte superfluo entrare in un reparto Covid per esporsi eventualmente a rischio di contagio se l'anziano non dava più segni di vita, e questa io la chiamo vigliaccheria allo stato puro. Il protocollo seguiva sollecitando alla fretta di isolare il corpo del defunto così come si presentava, e nell'essere ligia al sistema io ho eseguito una canotta o poco più ciò che aveva indosso, ciò che avevano indosso, perché io questo l'ho fatto, ma tante mie colleghe hanno fatto e hanno pianto, magari con un pannolone sporco, senza un rosario, senza una preghiera, per poi cospargere il corpo dell'anziano di candeggina da capo a piedi e chiudere il loro corpo all'interno di sacchi neri che davano l'immagine di immondizia. Lì quel giorno la mia anima si è spenta e ho visto tutto con occhi diversi, un'umiliazione profonda, gestualità prive di rispetto, una vita vissuta lasciata terminare nella solitudine più profonda, un'assistenza nella quale non riesco più a rappresentarmi. E ormai, per chi ci ha lasciato, posso solo dire addio con una preghiera che mi perdoni per essermi prestata come un soldato ad un'assistenza disumana, attendendomi a quei protocolli che oggi decido di portare alla luce e di non essere più disposta a perseguire, dichiarando altresì la disubbidienza all'obbligo che viene imposto sulla mia persona, sul mio corpo, di un vaccino che è sperimentale e che io preferisco non fare. Preferisco disubbidire moralmente, civilmente e professionalmente. E in questi mesi troppe contraddizioni mi hanno portato a mettere in dubbio le procedure di assistenza anche ai nostri anziani. E allora, per chi è ancora in vita, voglio rivolgere a voi parenti un grido d'amore. Voglio rivolgere a chi è rimasto e chi ha ancora i parenti un grido d'amore, che sappiate tutti in quale incubo di solitudine hanno vissuto i vostri genitori, zie e nonni, allettati per lunghe settimane isolati nelle proprie stanze, alcuni senza sintomi né febbre ma comunque confinati in un letto, avvolti da solitudine, relegati in quattro mura senza poter abbracciare le loro famiglie, senza poter abbracciare noi operatori. Alcuni di essi si sono lasciati andare, hanno smesso di mangiare, ma siccome erano positivi sono comunque morti per Covid. Qualcuno di loro, che aveva ancora la facoltà di parlare e ha dato testimonianza a me, ha detto che è meglio vivere 1000 giorni in meno e un giorno in più tra l'affetto e l'abbraccio dei suoi cari. Allora io dico, cari figli, nipoti, i nonni hanno un valore importante. Io ho dato, ma ho ricevuto tanto, ho ricevuto troppo forse. L'affetto, i vostri nonni, quegli abbracci, quei baci proibiti, andate a riprenderveli e non lasciate più che ve li portino via, perché potrebbe succedere ancora. Abbattete quelle porte della paura, mettetevi insieme attraverso la disobbedienza e le
Io nel mio cuore resterò sempre un operatore, ma ora scelgo di deporre la mia divisa in nome della libertà e in nome della verità, ma anche a favore non solo dei nonni in questo momento, ma anche dei nostri figli.